Stasera siamo qui per ufficializzare la candidatura di Jessica Canton a sindaco di Fiume Veneto. È una riconferma dopo questi 5 anni del primo mandato. Fiume Veneto ha bisogno di fare un passo in avanti, di voltare pagina, di fare un passo in alto dal punto di vista della qualità della vita. Ha bisogno di altri 5 anni di continuità amministrativa e di continuità programmatica. Una comunità che è quella di Fiume Veneto, che si trova al centro della provincia di Pordenone ed è uno snodo, a mio modo di vedere, strategico per tutta la provincia. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che hai fatto, tu e la tua squadra, ma lo sono davvero perché sono andato a vedermi i numeri, sono andato a vedervi le cose che avete fatto e c'è davvero da parte vostra, da parte tua, da parte di tutta la squadra di essere soprattutto orgogliosi, non solo per quello che avete fatto, ma anche per quello che farete, perché ho visto che i progetti che avete messo in cantiere, le cose che volete portare avanti sono ambiziose, ma raggiungibili. Grazie. Io sono un avvocato e credo profondamente nel senso di giustizia e mai come in questi anni da sindaco ho capito che questo senso di giustizia, che ha sempre fatto parte del mio percorso di formazione, in realtà fa parte del mio stesso essere sindaco. Questi 5 anni sono stati 5 anni intensi. Ho cercato di farlo nel miglior modo che conoscevo, con una presenza costante, andando a volte anche oltre i confini del mio impegno, del mio compito, del mio ruolo, sbagliando sì, certamente qualche volta ho anche sbagliato, ma non ho mai dimenticato che qui si lavora per i cittadini del comune di Fiume Veneto, non ho mai dimenticato che sono stata eletta per prendere delle decisioni che non ho mai preso a cuor leggero, ma le ho sempre prese, mi sono sempre assunta la responsabilità di quello che decidevo. Ed è questo che bisogna fare se vogliamo attuare il cambiamento. Realizzare un obiettivo ponendosene un altro legato, più ampio, più ambizioso, più alto, più grande. Questo vogliamo per il nostro comune, essere sempre più ambiziosi, sempre più lungimiranti, sempre più forti. Abbiamo realizzato delle opere pubbliche, altre ne abbiamo in cantiere. Abbiamo posto le basi per una viabilità che dia nuova forma ai nostri centri. Abbiamo messo moltissime volte lo sport al centro, ma non abbiamo messo al centro lo sport, abbiamo messo al centro tutto ciò che lo sport significa. L'educazione, il movimento, la vita sana, la socialità. Voglio vedere ragazzi impegnati, ragazzi premiati perché meritevoli. Voglio vedere donne realizzate anche professionalmente. Voglio vedere i centri del nostro territorio riprendere forma. Voglio vedere i meno giovani e gli anziani uscire dalla solitudine e lasciarsi travolgere dalla nostra vita sociale. Bisogna esserci sempre. Puoi fare il bene della tua comunità solo se la conosci a fondo, solo se conosci le tradizioni territoriali, solo se conosci i legami tra le persone, solo se conosci gli equilibri tra le aggregazioni. Tutte queste cose non te le puoi far raccontare. Tutte queste cose le devi vedere, le devi sentire, le devi percepire, devi viverle. E io voglio continuare a viverle. Voglio continuare a progettare, continuare a realizzare ciò che Fiume Veneto si merita.